Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie europee. Angelo Ciocca, candidato della Lega Nord alle europee nella circoscrizione nord-ovest, ha presentato oggi a Milano l'operazione Mare Vostro, iniziativa autofinanziata di rappresentanza di disoccupati italiani sulle rotte di Mare Nostrum. Venerdì 23 maggio alle 15 Ciocca partirà da Lampedusa con una barca insieme a 5 disoccupati italiani con l'obiettivo di raggiungere le coste algerine, libiche o tunisine per chiedere un'opportunità di lavoro alle autorità locali. Ma il numero dei partecipanti è destinato a crescere, ha affermato Ciocca. Continua a ricevere telefonate di disoccupati da varie città del nord Italia che mi cercano per autocandidarsi a questo viaggio di protesta e insieme di speranza. Si tratta di un segnale forte da parte di persone che non stanno ricevendo alcun tipo di risposta dal governo, ha sottolineato Ciocca. Questa mia iniziativa intende porre in evidenza il dramma della disoccupazione e chiedere al governo di tornare a fare una politica attiva del lavoro, abbandonando invece quella passiva della clandestinità. Ci auguriamo che con questa operazione si inverta finalmente la rotta, ha concluso Angelo Ciocca, candidato leghista alle elezioni europee nella circoscrizione nord-ovest. L'accordo Alitalia-Etihad è indispensabile per la compagnia italiana, ma in realtà solo utile e vantaggioso a certe condizioni per quell'araba, sembrerebbe ormai avviato ad una conclusione. Secondo Graziano Del Rio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entro giugno ci sarà il preaccordo. Le condizioni poste da Etihad sull'aumento di rotte, frequenze di volo, collegamenti aeroporti-treno, potenziamento di Fiumicino, Linate e Malpensa e riduzione di debiti e contenzioso con le banche azioniste all'Italia possono dirsi ormai assicurate almeno sulla carta. Restano da risolvere, e non è certo poca cosa, il problema del costo del personale e quello degli esuberi. Su questi aspetti della trattativa ci stanno ancora lavorando sia a livello governativo che sindacale. Sulla riduzione dell'organico, Etihad chiede almeno 3.000 esuberi, all'Italia ne vorrebbe non più di 2.600, i sindacati molto meno, e sul costo del lavoro invece Etihad chiede una riduzione dei costi sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello giuridico-contrattuale. Infrastrutture Maroni, il 22 luglio, a 5 anni esatti dall'inizio dei lavori, inaugureremo ufficialmente la Brebemi. La conferma è arrivata dal governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, che stamane ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell'autostrada che collegherà direttamente Brescia a Milano. La Brebemi è un'eccellenza lombarda, un modello da replicare per le prossime opere pubbliche che riguardano la viabilità in Lombardia, ha aggiunto Maroni elencando le caratteristiche positive di quest'opera. Ha pienamente rispettato il cronoprogramma, è completamente autofinanziata, cioè non ha avuto soldi pubblici, è conforme ai più avanzati standard di sicurezza europei e soprattutto è stata realizzata attraverso il confronto e l'accordo con i territori che hanno chiesto e ottenuto opere compensative come la pista ciclabile ed altri interventi. Questo modello di partenariato pubblico-privato funziona, rispetta i tempi, l'ambiente e i cittadini. Per questo va esportato per la realizzazione di tutte le opere pubbliche, ha concluso il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni. Passiamo alla cronaca italiana. Claudio Scajola, indagato a Roma per sottrazione di atti per aver sottratto dal Viminale delicati dossier quando lasciò l'incarico di ministro dell'Interno nel 2002. Lo riferiscono fonti giudiziarie. Tra le carte ci sarebbero documenti relativi alle violenze del G8 di Genova del 2001 e all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi, avvenuto a Bologna nel marzo 2002. Il pubblico ministero romano Colaiocco ha convocato Scajola lo scorso 18 aprile per avere chiarimenti sui documenti che, secondo l'ex ministro del PDL, sarebbero stati di scarso interesse e sarebbero stati raccolti da persone del suo entourage. La procura ora vuole capire cosa ne volesse fare dei dossier Scajola. È probabile che i magistrati romani chiedano ai colleghi di Reggio Calabria di conoscere gli atti rinvenuti nelle recenti perquisizioni svolte dalla direzione investigativa antimafia, che lo scorso 8 maggio ha arrestato Scajola con l'accusa di aver favorito la latitanza dell'ex parlamentare forzista Amedeo Matacena. Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, candidato alle prossime elezioni europee per il nuovo centrodestra, è stato arrestato oggi per tentata concussione. A Romano, ora ai domiciliari, vengono contestate pressioni per far nominare il direttore sanitario amministrativo dell'ASL di Caserta. Secondo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, che hanno eseguito le indagini, Romano, nel corso di vari incontri avuti con l'attuale direttore dell'ASL di Caserta, Paolo Menduni, avrebbe fatto riferimento ad una sorta di accordo politico che prevedeva la spartizione di incarichi apicali nella pubblica amministrazione regionale. Secondo il procuratore della Repubblica, Corrado Lembo, Romano avrebbe inoltre esercitato pressioni e minacce verso il funzionario per costringerlo a revocare le nomine di dirigenti che Menduni
avrebbe effettuato senza secondare le sue indicazioni. Andiamo all'estero, le truppe russe hanno avviato lo smantellamento delle loro postazioni oggi nei pressi del confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Mosca all'indomani dell'ordine dato dal presidente Putin ai soldati dispiegati nelle regioni e la frontiera di rientrare nelle loro basi. Intanto il Parlamento ucraino ha approvato un memorandum di pace e reciproca comprensione che prevede l'immediato ritiro delle sue truppe dal confine con l'est secessionista assieme a riforme costituzionali che garantiscano più autonomia alle regioni e tutela lo status della lingua russa. Il generale Khalifa Haftar ha annunciato oggi che il suo obiettivo è ripulire la Libia dai fratelli musulmani. Intervistato dal giornale arabo Azar Kalosat, l'ufficiale golpista che sta combattendo contro le milizie islamiche presenti in Libia, ha spiegato che l'operazione Karama ha come obiettivo quello di ripulire il paese dai gruppi estremisti e dai fratelli musulmani. Haftar ha infine promesso di assicurare alla giustizia i deputati islamici del Congresso Nazionale Libico, i quali saranno processati per crimini contro il popolo libico. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, risentirci.